Va ora in onda Sani nel terzo millennio. Ed ora subito la linea a Renata Galanti per parlare con lei 02 66 20 35 29. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania e benvenuti in questo spazio che ci trova sempre a parlare di salute e non solo. Ma oggi vorrei sottolineare una cosa importantissima, perché oggi parleremo di un problema che affligge purtroppo molte persone, e cioè di insonnia. Allora, facciamo una premessa. Dalla 11 al 17 marzo scorso c'è stata la settimana mondiale del cervello, ma nella conferenza stampa di presentazione io ho potuto assistere a questa presentazione dove c'era il professor Mancardi, il professor Zappia, il professor Ferraresi, il professor Toni, il professor Toscano, il dottor Eleopra e il professor Gianluigi Mancardi. Ma fra le persone che ho avuto il piacere di incontrare è certamente il professor Giuseppe Piazzi, Centro per lo studio e la cura dei disturbi del sonno dell'Università di Bologna, nonché presidente dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Allora, ricordiamo che pensare, ricordare, parlare, camminare, correre, ridere è una sinfonia, quella rappresentata dai più comuni e frequenti gesti quotidiani, diretta da un maestro d'eccezione, il cervello. Allora diamo il buongiorno al professor Piazzi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, dicevo igiene del sonno, il suo intervento è preziosissimo, come evitare la comparsa dei disturbi del sonno e prevenire quindi alcune patologie neurologiche. Intanto possiamo avere qualche dato che lei sicuramente è in grado di fornirci. Qual è la situazione nel mondo, in Europa e in Italia su questo problema dell'insonnia? Innanzitutto grazie mille dell'ospitalità e vorrei integrare a tutte le funzioni che ha elencato, orchestrate dal cervello, che è il cervello che ci fa dormire, quindi il sonno è un meccanismo attivo, programmato e gestito, organizzato dal cervello, e le disfunzioni di questo meccanismo possono creare dei problemi, ma anche trattare male il sonno, dare poco spazio al sonno, quindi non seguire una corretta igiene del sonno può a sua volta creare problemi. L'insonnia infatti, che viene definita come un sonno di breve durata o cattiva qualità, ma anche con delle conseguenze diurne, ossia disturbi di memoria, disturbi di comportamento, certo, disturbi di attenzione, sonnolenza, affligge almeno il 20% della popolazione europea e anche di quella americana, anzi quella americana di più, perché l'America vive in un paese che è attraversato da un jet lag, da una superattività, diciamo. No, ma da diversi fusi orari. Sì, questo sì, fa sì vero, che sia un paese che lavora oltre le 20 ore al giorno, quindi le persone sono impegnate in notizie o per seguire le notizie o direttamente nel lavoro ben oltre le nostre insomma 8-9 ore che invece caratterizzano l'Europa, dove abbiamo praticamente un solo fuso orario, quindi questo è già un vantaggio per noi europei. Tuttavia, quindi i disturbi del sonno sicuramente hanno un impatto molto più alto negli Stati Uniti che in Europa, ma almeno il 20% della popolazione in Europa soffre di una cattiva qualità del sonno notturno o una vera e propria insonnia cronica.
Ecco, ma diciamo i rischi sono, come lei ha giustamente sottolineato, sono a breve termine, ma a lungo termine sono spaventosi, perché si parla addirittura di rischio cardio-cerebrovascolare, quindi questo, diciamo, dovrebbe essere un campanello d'allarme che riguarda tutti. Allora, la differenza fra la mancanza di sonno momentaneo dovuto a uno stress, a una perdita di una persona cara, ma al contrario una diciamo una eccitazione dovuta a un evento piacevole o non piacevole, è momentaneo, ma quando possiamo definirlo quasi un compagno di quasi tutta la vita, allora dobbiamo rivolgerci allo specialista, il quale vedrà di aiutarci in tutte le maniere. La scienza ci ha messo cosa, in poche parole, professore, cosa mette a disposizione la scienza su questo tema? Innanzitutto la scienza oggi mette a disposizione una conoscenza maggiore sul significato del sonno, e questo ci induce a rispettarlo. Sappiamo, come ha detto lei, che il sonno a lungo andare, la mancanza di sonno o un sonno di cattiva qualità ha delle conseguenze sul nostro cervello e sul nostro sistema cardiocircolatorio in generale. Quindi c'è un rischio maggiore di un sonno di cattiva qualità o un sonno ritardato di una elevata pressione arteriosa, c'è un rischio di alterazioni metaboliche, soprattutto di aumentare di peso o fare una vera e propria obesità, e fino anche un rischio di una resistenza all'insulina, resistenza insulinica, che è una condizione di prediabete. Certo. Queste tre condizioni sono state dimostrate sia in studi sperimentali che queste tre associazioni, sia in studi sperimentali che in studi epidemiologici, quindi sono assolutamente confermate. Quindi questo ci induce a dire stiamo attenti al sonno, alla qualità del nostro sonno e a prevenire, diciamo, il rischio poi di sviluppare queste malattie che diventano a quel punto delle comorbidità da trattare. E poi la scienza ci dà degli strumenti per in qualche modo caratterizzare un eventuale disturbo del sonno. Quindi oggi uno studio del sonno almeno, diciamo, semplice, può essere alla portata di tutti. Per esempio esistono degli strumenti che si chiamano actigrafi, sono dei piccoli braccialetti, ci sono anche moltissime app anche di molti cellulari, diciamo, di strumenti di telefonini che si portano al polso, che consentono di caratterizzare la qualità del nostro sonno. Ecco, e professore, al medico delle informazioni importanti. Ecco, che il medico poi può trattare, esatto, può decidere come trattare il sonno. Si può trattare sia con farmaci, l'insonnia, ecco, farmaci e che altro? Farmaci, esistono anche delle terapie tra virgolette naturali, per esempio la melatonina. Oggi come utilizzare la melatonina, ecco. E per chi utilizzare la melatonina oggi è molto, ci sono moltissime informazioni, abbiamo molte nuove informazioni, e poi esistono anche delle terapie, come noi chiamiamo comportamentali, chiamiamo terapie, ossia che vanno da delle semplici istruzioni sull'igiene del sonno anche a delle psicoterapie più complesse ma affrontabili da tutti, che sono psicoterapie cognitivo-comportamentali, che in alcuni studi hanno dimostrato la stessa efficacia dei farmaci nel trattare l'insonnia. Ecco, ricordiamo 0266203529 per chi volesse porre domande. Allora, i nostri nonni
che andavano, il loro metabolismo andava col sole, cioè si addormentavano col sole e si svegliavano all'alba. Certamente avevano il sonno ideale, credo almeno, vero professore? Ma oggi la vita, per esempio, di chi fa una professione che comporta, non so, alzarsi alle 21 per andare al lavoro e smettere il turno alle 5 o alle 6, diciamo, o ci si abitua oppure è pericoloso e deleterio? Esiste, allora, purtroppo sappiamo che un terzo della popolazione impegnata in lavoro turnista, almeno certo, circa un terzo, è suscettibile ad un disturbo del sonno. Quindi, e da qui almeno il 10% sviluppano poi un disturbo cronico del sonno, un'insonnia cronica. Quindi sono molte persone. D'altra parte il lavoro a turni, il lavoro serve a tutti, e quindi bisogna però per evitare, diciamo, che si formino, che si presentino dei disturbi del sonno legati al lavoro turnista, bisogna avere una ottima igiene del sonno. In particolare dobbiamo dare al sonno, al nostro riposo, uno spazio che non dipende dalla nostra stanchezza, dal nostro esaurimento, diciamo, ma dare degli orari fissi al nostro sonno, anche se siamo impegnati in un lavoro turnista. Ecco, possiamo non riposare meno di 6 ore al giorno. Ecco, dovrebbe essere il minimo 6 ore al giorno. Minimo 7. Ecco, e quando è diciamo eccessivo, cioè 10 o 11 ore? Diciamo, cioè la sonnolenza, alcuni hanno anche una sonnolenza diurna. Cita nel suo intervento, lei citava che la popolazione oltre i 65 anni diciamo incorre nel contrario una sonnolenza diurna che è predittiva dello sviluppo di un declino cognitivo, quindi campanello d'allarme? Sì, è stato fatto uno studio in alcune città francesi che ha dimostrato nella quale sono stati seguiti per oltre 10 anni una popolazione di oltre 60 oltre 65 anni, e è stato dimostrato come la presenza di una sonnolenza, quindi eccessiva, di una sonnolenza patologica, sia un segnale di altre patologie, di un declino cognitivo in particolare, su base anche questo di un'encefalopatia vascolare, quindi su base di solito ipertensiva o diabetica. Ecco, quindi la sonnolenza può essere un segno clinico. Ci è arrivata una domanda di un'ascoltatrice, sonno e ghiandola pineale. Ha sentito parlare questa ascoltatrice della ghiandola pineale che interverrebbe sul processo del sonno? Cosa ci può dire? Certo, la ghiandola pineale è la ghiandola che produce la melatonina. Quindi è una ghiandola fondamentale che è dentro il nostro cervello e regola la produzione di melatonina. Ricordiamo che la produzione di melatonina dipende dal buio, quindi è importantissimo dormire in un ambiente anche consono, un ambiente che innanzitutto sia non necessariamente oscurato completamente, ma non devono essere sorgenti di luce, perché altrimenti le sorgenti di luce, soprattutto la luce blu, la luce brillante, per esempio il computer, sopprime la produzione di melatonina e quindi peggiora o ci rende insonni. Certo. Allora, la domanda da $1 milione. Abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Cosmo Mitrano. Chiedo se questo mio concetto, di cui ho potuto constatarne la corrispondenza effettiva, è che tutto dipende dai condizionamenti
che arrivano addirittura a sopprimere quello che comunemente si chiama il libero arbitrio, la facoltà di esercitare la propria discrezionalità. C'è chi li chiama assordanti frastuoni, gli esempi avete fatti, qualcun altro lo chiama rumore di fondo. Quindi sono 168 le ore di una settimana, questo è quello che sostengo io, di cui 126 quelle destinate mediamente a quanto è inderogabile, e delle prime sono 42 le ore che in media dovrebbero venire usate con autonoma discrezionalità per l'ottimizzazione della propria discrezionalità. Occorre dedicare circa un'ora al giorno per la vita dei ricchi valori che l'interpellata ragione suggerisce e, se coltivati, conducono ove tutti vorremmo. Al di sopra di tutto ci deve essere la buona volontà che deve essere in condizione di esercitare la propria funzione. Quindi sul podio c'è la buona volontà che esegua, come di fronte a un coro, a un'orchestra, il tutto nel dettame dell'armonia universale. Benissimo, allora vediamo se c'è un commento da parte del professore. Sì, diciamo, sicuramente non sono in grado di esprimere nessuna, se non le idee personali, insomma, sul libero arbitrio. Tuttavia, per quello che riguarda il sonno, il libero arbitrio non deve essere così applicabile in modo liberale, diciamo, ma il sonno deve essere regolato da degli orari, innanzitutto, perché esistono degli orari nei quali riusciamo a dormire molto meglio. Il sonno ha un ritmo circadiano, cioè un ritmo che si inserisce nelle nostre 24 ore, è ancora più efficace quando lo sincronizziamo agli altri ritmi circadiani, ossia la notte. E quindi da notte la nostra temperatura corporea si abbassa, la frequenza cardiaca si abbassa, la pressione si abbassa, si modifica la secrezione di alcuni ormoni e quindi il sonno più è efficace se gli consentiamo o se lo costringiamo meglio a manifestarsi nelle ore notturne, soprattutto nelle ore che vanno da mezzanotte alle 5 della mattina. Queste sono le ore in cui un uomo, l'essere umano, deve cercare di dormire. Allora, naturalmente avremo... Dico l'ultima cosa, quindi addormentarsi in qualsiasi momento della giornata, visto che molte persone hanno la possibilità di addormentarsi, diciamo, bene una sola volta nelle 24 ore, fare un grande periodo di sonno pomeridiano toglie potenza al sonno notturno e quindi non è assolutamente positivo. Allora, naturalmente le domande al professore sarebbero altre, ma io lo ringrazio perché non possiamo approfittare troppo del suo tempo. Io le ho chiesto una ventina di minuti e 20 minuti, 22 sono passati. Grazie professore, grazie. Grazie, buona giornata. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad oghe in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Doesn't matter where you come from, keep banging on the drum. Make everybody notice. If you're gonna do this, make it international. Nothing is impossible. Bundle up the passion and turn it into fashion. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Get out of your head. Get out of bed. My mama said, chameleon, chameleon girl. All the colors in the world. So beautiful, why don't you go chasing the ascoltatori, cambiamo completamente argomento. Adesso ciao Claudio Lipodio. Ciao Renata, buongiorno a tutti. Allora abbiamo in linea Claudio Lipodio, presidente dell'Automobile Club Padania, nonché Luigi Senatore, suo collaboratore. Allora, prego, la regia mi sta facendo dei segni. Sì. Abbiamo Luigi Senatore già collegato, che è anche consigliere regionale della Lega in Piemonte. Ah già, giusto, bravissimo, hai fatto bene. Allora, domanda da $1 milione. Una signora che conosco mi ha fermato per strada, Lidia Cimano, che la conosco, la signora Lidia, mi ha fatto una domanda da $1 milione. Allora, la mia famiglia è così composta. Io ho 58 anni, ho un marito, ho una famiglia con 2 figli e dobbiamo cambiare macchina. Allora si sente parlare del tipo A, tipo B, auto elettrica, il consumo. Insomma, qual è la macchina ideale per una famiglia composta dalla signora Lidia, diciamo da una persona di età che non più freschissima, però che ha un marito e 2 figli. Allora c'è la macchina tipo per una famiglia con una visione del futuro, quindi che si spera andrà bene ancora fra 5, 10, eccetera. E a te da $1 milione. Ciao Renato, ciao Luigi, poi lascio, perché io e Luigi su queste cose molte volte siamo un po' lontani, ma è bellissimo così. Poi sì, è vero, io ho la fortuna di avere un braccio destro, no, non è vero, non è soltanto un braccio destro, un'anima della CP che collabora con me, che è consigliere regionale in Piemonte ed è un gran combattente, soprattutto in questo ultimo periodo. Ma poi facciamo parlare anche lui. Le valutazioni da fare sono semplici. 1,
La useranno tutti la macchina? Chi la usa di più? Ecco, ma i giovani. No, hai ragione. È una famiglia che non può permettersi di avere 2 macchine. Chiaramente deve servire a tutti. Mi spiace, ma la signora Lidia dice: io in casa mia c'è una sola macchina. Ecco perché cerco di conciliare tutti. Certo. Quindi deve essere una macchina, poi bisogna valutare se questa persona abita in città, questa famiglia è una famiglia che abita a Milano. A Milano. Dal mese scorso ha un vincolo importante, area C che c'era prima e area B, quindi ci sono dei vincoli dovuti anche alla tipologia di macchina. Un usato, per esempio, va valutato bene perché si dice che quest'anno magari può circolare, l'anno prossimo si inventano un altro fenomeno, come dice. Inventano qualcos'altro e non fanno girare più neanche quelle macchine lì. Valutare l'auto nuova ci sono tante cose. Parlavi prima di auto elettrica, auto a GPL, metano, auto a benzina, auto diesel. Il diesel purtroppo è a fine carriera, quindi nei prossimi anni andrà pian pianino a decrescere come numero di auto vendute, anche se forse era quella che con dei piccoli accorgimenti poteva essere una delle più ecologiche. Allora mettiamo un punto fermo. Per la famiglia della signora Lidia l'auto diesel non è consigliabile perché appunto per le ragioni che stavi illustrando. È così, abbiamo capito? Ecco. Ha messo 2 parametri importanti, sono in 4 in famiglia, hanno bisogno di una necessità di una macchina sola e abitano a Milano, quindi già il diesel io lo eliminerei. Ecco, allora no diesel, bene, andiamo avanti. Poi c'è a questo punto le altre opzioni sono elettrica, costa di più, ha un'autonomia limitata. A Milano può essere vantaggiosa perché i punti di allaccio per una ricarica ce ne sono tantissimi, quindi è molto ben dotata Milano e l'Interland sono molto ben dotati, quindi un'auto elettrica può essere buona se si hanno i fondi o si riesce ad accedere a delle agevolazioni per averla, se no GPL metano, ma abbiamo la limitazione dei chilometri, perché la seconda domanda è, dopo il dove abiti sapendo quanti sono in famiglia, quanti chilometri fate? Perché se non fanno tanti chilometri, un'auto a gas, GPL o metano, è molto vantaggiosa perché ha esenzione del bollo, esenzione di molte cose. In alcuni casi non paga l'accesso all'area B e all'area C, mi sembra che non pagano, se non in determinati orari, non pagano nulla. Quindi sono molto vantaggiose, danno molto risparmio a questo, però hanno una limitazione di chilometri, quindi ogni 250-300 chilometri al massimo la macchina ha bisogno di una ricarica, come per l'elettrica, quindi GPL metano possono essere molto vantaggiose. Sono diciamo considerazioni che sono da discutere in famiglia, insomma, ci conviene questo. Ma il consumo com'è? Il consumo delle macchine non è altissimo, ma le macchine oggi sono tutte molto risparmiose, le ultime versioni. Bisogna stare attenti, io per esempio sconsiglierei in molti casi l'acquisto, ma guarderei molto i noleggi se si riesce a ottenerli come agevolazioni. Quei noleggi a lungo termine che fanno adesso sono delle formule di affitto a riscatto praticamente, che per 8 anni paghiamo una cifra fissa al mese che comprende tutto, quindi anche un'assicurazione, il bollo, il cambio delle gomme, i guasti eccetera, e soprattutto alla fine dei 3 anni, quando voi pensate di avere ottenuto un bene, perché io ci sono cascato anch'io per anni, la macchina bisogna comprarla, come la casa bisogna comprarla, bisogna sempre possedere, e invece non è vero niente, perché alla fine poi quando l'avete finita di pagare, l'avete strapagata quella macchina, dovete venderla, non vale più niente. Quindi è meglio fare un noleggio per pagare una sorta di affitto per 2, 3 anni, 4 anni, del 50% del valore. Alla fine dei 4 anni decidete che quella macchina lì gliela date indietro e ne prendete una nuova ancora e andate avanti a pagare le vostre rate, e voi avete la vostra garanzia, la vostra tranquillità, e non avete il pensiero della vostra macchina della macchina che si deprezza, rubare, eccetera eccetera.
Allora sentiamo anche Luigi Sinatora. Ciao Luigi. Grazie, ciao, Vuoi fare un commento? Sì, io intanto volevo mandare un auguro di buona Padania a tutti gli ascoltatori per la tua trasmissione. Volevo ricordare che stavate parlando per il fatto della questione della famiglia in Lombardia, però ricordiamoci che questa radio oggi parla a livello nazionale ed è generalizzato, quindi prima di dire conveniente metano, conveniente gas, conveniente elettrica, guardiamo bene le condizioni nelle quali stiamo vivendo. Primo, noi l'altro giorno, ma non perché tocca a me, adesso mi avete chiamato e non dovrei dirlo, però in Regione Piemonte era una delle poche regioni che ancora aveva un piccolo problema col bollo delle auto per quanto riguarda diciamo 5 anni, 3 anni, no? Siamo riusciti a ripristinare che siamo 2 contro 48, a portare tutti a votare affinché fossero portati da 3 a 5 anni questi tipi di discorsi riferenti alle automobili. Però il problema generale qual è? È che prima di parlare di auto, vediamo dove poter mettere queste auto. Prima di andare a vedere se conviene a una famiglia di 4 persone una macchina anziché l'altra, una tipologia invece che l'altra, guardiamo le condizioni nelle quali devono viaggiare, in che strade, in che autostrade, in quali formazioni. Secondo e non ultimo, perché noi stiamo parlando, io parlo come Lega, io sono ancora Lega Nord Piemonte, quindi fino a prova contraria poi ci chiameremo Lega Salvini giustamente e andremo a votare a fine maggio, come tutti sanno. Dicevo, perché noi per esempio in Piemonte non abbiamo l'opportunità di avere gli stessi diritti che hanno certe regioni per quanto riguarda le auto dai 20 ai 29 anni, dove se si iscrivono a certi club, si chiamano la famiglia, la Sacra Famiglia, FMI, ASI, ACI, Autonomia, eccetera, dove con un tagliandino che hanno un certo costo riescono ad avere la riduzione del 50% sulle auto, e noi come ACP, che non siamo secondi a nessuno per serietà, professionalità, competenza, e tu Renato lo sai perché è 20 anni che siamo insieme, di più credo, e ogni domenica noi siamo presenti. Quindi, certo. dicevano che la radio era fallita, noi eravamo presenti e abbiamo sempre dato assistenza e aiuto e presenza per i nostri cittadini. Quindi io dico, ma perché, come leghista, ripeto, avevamo promesso che toglievamo le accise? Vuol dire che se noi su 2 euro, cioè su 1,70 euro togliamo 1 euro di tasse, già il problema della macchina a gasolio, a gas, a metano diventa un problema di ambiente, non più di costi, di esigenze. Ma lo sai Renata che noi in Piemonte, e Claudia te lo potrà confermare visto che non può dire di no perché adesso lo svilupperei in diretta, noi cosa abbiamo fatto? Io personalmente, mi chiamo Sinatora, sono andato a compromettermi, a condizionare ed obbligare i nostri assicuratori, i nostri centri assicurativi, a far sì che i cittadini che hanno in possesso una macchina dai 20 ai 29 anni, per non pagare il bollo intero che per legge dal 2016 è stato imposto, gli togliamo quasi il valore intero del bollo sul rinnovo della polizza, che è già ridotta, perché chi si iscrive alla CP, oltre ad avere tanti altri servizi che poi se avrò un attimo vi elenco, e tu Renata lo sai perché li abbiamo creati assieme, dallo sportello del cittadino a tante altre cose che vi lascerò parlare a voi. Ebbene, noi con i nostri assicuratori ho litigato, vi ho rischiato di non averli più con noi. Ebbene, il cittadino che vuole avere che ha la macchina dai 20-29 anni e che deve pagare per esempio 123 di bollo per una macchina 1100, i 123 che prima erano 30 dal 2016, la differenza noi gliela togliamo sulla polizza assicurativa. Io credo che questo sia un servizio da rimarcare, da far presente e da tenere come fiore all'occhiello, perché da Piemonte questo funziona. Non volevo dilungarmi troppo, però mi avete chiamato, mi dovete lasciare pagare. Ti lascio la parola e poi chiudiamo insieme. È il fiume Sinatora, il fiume Sinatora. Ma ha ragione, Ci sono fatti tanti
ringrazio Renata ed è bello vedere che si riesce a portare avanti le cose, si potrebbe fare di più e bisogna fare di più prima anche di queste elezioni, bisogna dare un segnale importante verso gli automobilisti. Ecco, ma diciamo è una visione d'insieme. A me sembra, ma Claudio, mi sembra molto interessante quello che diceva Senatore Bollo e uno aiuto per le assicurazioni, ma non esiste sul mercato oggi qualcosa del genere? Siete voi solo che lo fate? Questo tipo di ragionamento l'abbiamo fatto noi abbiamo detto semplicemente non scendiamo ai ricatti e ai patti di ACI e ASI con le regole che hanno imposto con lo scorso governo. Non scendiamo a quel tipo di patti, non vogliamo che uno abbia un'esenzione se è iscritto da noi, no, uno deve avere un'esenzione perché il veicolo ha raggiunto i requisiti, punto. Ecco, quindi noi non siamo scesi a patti in quel campo e chi si iscrive da noi non ha gli stessi benefici di quelle aziende private che si fanno chiamare associazioni. Noi abbiamo detto ok, noi non possiamo farvi risparmiare 100 euro, bene, le abbiamo fatte togliere agli assicuratori, quindi la polizza al posto di pagarla 300 euro la pagate 200. Benissimo. Ed è come avere lo sconto del bollo. Allora, intanto ricordiamo, perché Claudio ha il suo spazio alla domenica, mi pare, vero? Sì, domenica dalle 12 alle 13. Ecco, perché se ci fosse qualche ascoltatore che ha bisogno di parlare con Claudio, domenica dalle 12 alle 13. Sì, esatto. Ecco, esatto, allora invitiamo la signora Lidia se ha in ascolto, no, forse no, perché mi ha detto che non poteva, va bene, la inviterò io. Allora, a sintonizzarvi dalle domenica dalle 12 alle 13 su tutte le vostre domande. Allora, diciamo, è una lotta che gli automobilisti fanno contro il continuo aumento dei prezzi, ma adesso la CP sta cercando di trovare nuove strade per vedere di risparmiare al massimo, ecco, perché quando c'è una nuova tassa da immaginare, o si immagina la casa o i pensionati o gli automobilisti. I tartassati sono quasi sempre, almeno nel passato. Speriamo che adesso il nostro Salvini rimedi a quello che può. Certo che non ha la bacchetta magica, vero? Ecco. Allora, va bene, se hai qualche commento ulteriore da fare, Claudio? Sì, le ultime... È importante, l'argomento che quello che mi avevi sottoposto prima era proprio come fa una persona a decidere che macchina comprare oggi. Bravo. Le regole cambiano di mese in mese, quindi è veramente difficile, complicato fare questo, ma i punti fondamentali quando si va a vedere un'auto, prima di tutto non fatevi abbagliare dal luccichio delle auto nuove. Usate il cervello, quindi andate preparati mentalmente, non andate, perché sennò non comprate una macchina, ve la vendono, è diverso. è diverso. Quindi andate preparati nel senso, fate una riflessione prima, quindi quanti chilometri faccio io, quindi vado a guardare cosa ho fatto negli ultimi anni, non vado a comprare un SUV da 70.000 euro e mi indebito per i prossimi 20 anni per fare 10.000 chilometri all'anno in giro per Milano, molto stupida come cosa, magari prendo benzina 6.000. Quindi comincio a dire quanti chilometri faccio? Pochi. Bene, allora devo girare solo per Milano, quindi l'auto deve essere comoda, piccola. Quanti siamo? In 7, cacchio, deve essere una piccola 7 posti. C'ho anche il cane, bisogna fare tutti questi ragionamenti prima di andare a vedere qualsiasi cosa. Quindi fare il punto della situazione familiare e poi dire ok, io per 20.000 chilometri l'anno posso prendere una macchina che consuma anche un po' di più, per esempio, perché comunque i chilometri sono pochi, oppure decido che voglio spendere poco, voglio consumare poco e quindi prendo una macchina che non necessariamente vada a 250 all'ora o abbia 500 cavalli, magari basta una macchina che con un motore piccolo, non mi interessa la velocità perché io vado sempre su strade statali, quindi al massimo 90 all'ora o 70 all'ora, quindi non mi serve avere 150 cavalli o 500 cavalli sulla macchina. Ci sono dei punti fermi che dovete analizzare prima
E quindi quando andate a vedere la macchina, andate già dicendo: io voglio una macchina che abbia questa e questa caratteristica. Allora, Claudio, per concludere, diciamo che io ripeto, Claudio va in onda e Claudio Lipodio va in onda alla domenica dalle 12 alle 13, quindi invito gli ascoltatori che volessero porre domande a farlo. Lasciamoci con un'ultima domanda, la più importante secondo me. Assicurazione. Assicurazione. Ogni tanto io te l'ho fatta già questa domanda, ma è ripetita iuvante. Attenzione agli imbroglioni, perché il signor XYZ magari su internet vi propone la soluzione finale del problema dell'assicurazione, poi si legge: è stato truffato il tale e la tale. Esatto. Allora ripeti bene cosa si deve fare per non cadere nelle trappole. Uno, andare a controllare su internet, il sito che fa il monitoraggio di tutte le compagnie assicurative, presso anche il Ministero di Infrastrutture e Trasporti si vedono quali sono i link dove andare a guardare. Gli assicuratori devono essere assicuratori noti, oppure meglio ancora, se siete soci ACP ci chiedete qual è la nostra convenzionata, sapete che noi l'abbiamo già controllata, perché è un'assicurazione vera. Abbiamo anche noi fatto esperienza con chi ci ha truffato tanti anni fa, abbiamo imparato la lezione e imparando la lezione si fanno le cose fatte bene. Luigi ne è un esempio, è sempre al lavoro sulle nuove convenzioni anche lui, come anche Piero, il mio vicepresidente, sono sempre al lavoro su nuove convenzioni, nuove agevolazioni, nuovi servizi, proprio perché è importante avere un monitoraggio costante della situazione prezzi, ma anche della situazione reale delle compagnie, perché le compagnie oggi si fondono, si chiudono, si aprono, e quello che c'era 3 mesi fa magari adesso non c'è più, quindi bisogna lavorare ed essere sempre sul pezzo, perché si rischia veramente di dare soldi a qualcuno perché si ha una polizza, un affare con una polizza a basso costo, e poi ci accorgiamo che siamo in giro senza assicurazione. Attenzione, se siete in giro con una polizza falsa, il reato lo state commettendo voi, poi dopo andate a denunciare quello che vi ha fatto la polizza falsa, ma siete voi in giro senza assicurazione. La macchina, il libretto, i casini li avete voi. Purtroppo in questo campo c'è molta confusione. Grazie a Luigi Senatora, grazie ringrazio voi Renata per lo spazio. E ricordo anche una piccola mail per chi volesse ha dei problemi, che è UF Rapporti Sociali senza punteggiatura, UF Rapporti Sociali @libero.it. Con quella mail potete chiedere, scrivere, fare tutte le domande che volete, che è sottoscritto i miei collaboratori. Benissimo. Perfettamente, diciamo, a modo, vi daranno tutte le risposte che volete. Ringrazio Renata dello spazio alla radio e ci sentiamo domenica prossima dalle 12 alle 13 con ulteriori novità, perché qui da oggi già ce ne sto preparando alcune proprio tra qualche oretta. Perfetto. A tutti e buona Padania. Ciao. Grazie Claudio Lipodio e grazie all'ACP che, ricordate, lavora per noi automobilisti che abbiamo tante trappole tese. Grazie a tutti. Grazie agli ascoltatori, noi ci risentiamo il prossimo lunedì. Avete ascoltato